Nulla di nuovo sotto il sole della Pedemontana. L'applicazione degli sconti del 60% sul traffico locale lungo la superstrada a pagamento rimane in molti casi solo un annuncio. Già nei giorni scorsi avevamo segnalato la mancata notifica della riduzione del pedaggio per diverse tratte in cui lo sconto è previsto per decisione della Regione Veneto dal lunedì 10 marzo. E un nostro telespettatore ci racconta di percorrere quasi tutti i giorni, da lunedì a venerdì, la SPV nella tratta Bassano Ovest, Bassano Est Rosà, quindi dentro i 25 km. Sono titolare di Telepass, scrive, e ho un piccolo furgoncino. Ho fatto la SPV lunedì scorso, giorno dell'entrata in vigore del fantomatico sconto. Mercoledì, giovedì e venerdì dall'app Telepass risultano 90 centesimi e non 36, che sarebbe il meno 60%. SPV dice che lo sconto si vedrà giorni dopo i transiti e di sentire Telepass. Voi sapete niente? Ci chiede. Capita solo a me? Lo sconto, come avevamo già documentato, a qualcuno è in verità arrivato. 78 centesimi di agevolazione su 1,30 € del tratto Colceresa-Bassano Ovest, 2,52 € su 4,20 € da Loria Mussolente a Montebelluna, ma per tanti altri passaggi ai caselli il prezzo applicato è ancora quello al 100%. Nulla di nuovo dunque sotto il sole e per il momento nemmeno nei conti correnti.